Benvenuti sul nostro canale dell'azienda agricola Venture. Oggi andiamo a fare un pomeriggio col decespugliatore perché ormai ha piovuto abbastanza in questo mese e l'erba sta crescendo a dismisura. Nel vigneti ce la caviamo con il trattore e il trinch, avete visto i vari video con cui gestiamo l'erba nel vigneto. Nelle scarpate, nei punti in cui non arriviamo col trattore, chiaramente dobbiamo arrangiarci col decespugliatore. Ecco, noi andiamo a usare il decespugliatore sia con il filo sia con la lama, con il disco. Perché? Perché dove abbiamo l'erba un po' più tenera usiamo chiaramente lo spago che va via veloce, sporca un po' di più, però insomma effettivamente rende bene insomma con l'erba. Invece ci troviamo bene con il disco di ferro, dove abbiamo magari dei piccoli arbusti, dell'erba un po' più dura ma più lignificata, ecco, dei piccoli arbusti, e in quel caso lì la lama non la batte nessuno. Ecco, noi abbiamo un decespugliatore di marca Husqvarna, il modello è il 253 RJ, secondo noi ha un ottimo rapporto tra peso e potenza, è veramente potente, cioè ci sta dando un sacco di soddisfazioni. È qualche anno che ce l'abbiamo in casa ed effettivamente è una bomba, cioè noi veramente ci troviamo strabene e riusciamo a fare in breve tempo molto lavoro, ed è la cosa principale. Noi abbiamo una bobina che andiamo a montare prima, chiaramente si avvolge il filo attorno e quindi poi battendo sul terreno si allunga lo spago, e in questo modo veramente in poco tempo si rende molto. Per l'accensione di questo decespugliatore, un po' come tutti gli utensili da giardinaggio, c'ha 2 o 3 movimenti da fare prima di andare a accenderlo. Chiaramente si va a pompare con questo bottone la miscela che entri in circolo, si gira questa manovella verso l'aria in modo tale che si faciliti l'accensione, chiaramente quando è freddo il motore, e poi abbiamo la postazione qua con il comando di run o stop. In questo caso lo gireremo su run in modo tale che la parte elettrica possa poi far sì che si accenda il motore, e chiaramente non ci resta che andare con questa accensione a strappo a tirarla e a mettere in moto il motore. Ecco, questo decespugliatore ha qua il serbatoio della miscela e va con la miscela al 2%, quindi tra olio e benzina. Oltre alle scarpe antinfortunistiche, in genere quando usiamo questo decespugliatore abbiamo sempre le cuffie, perché ha un motore insomma a rumore abbastanza fastidioso e bello rumoroso, per cui chiaramente senza le cuffie non si resiste. E dopo abbiamo chiaramente anche la mascherina con la retina che protegge dalle eventuali insomma erbacee o residui, diciamo, di quello che rilascia il decespugliatore, che chiaramente dove c'è l'erba alta e avendo anche una bella forza insomma ne lancia di residui di erba. Dopo bisogna stare attenti un po' ai sassi, soprattutto quando magari si taglia vicino alle strade, il passaggio di macchine, bisogna sempre fermarsi, perché sennò si rischia veramente di danneggiarle. Ecco, poi insieme al decespugliatore si ha in dotazione anche queste bretelle che fanno sì che il peso del decespugliatore poi venga distribuito su entrambe le spalle, ed è importante insomma perché così si riesce a gestire meglio il peso. Chiaramente questo non è un decespugliatore a zainetto ma a tracolla, però insomma con questo sistema di cinghie si riesce insomma a lavorare in modo abbastanza confortevole. Questo è il punto dove si va poi ad agganciare il sistema di imbragaggio, ed è in un punto abbastanza bilanciato in modo tale che veramente il peso riesca a essere ben distribuito tra il davanti e il dietro del decespugliatore. Ecco, adesso dobbiamo andare a tagliare questa porzione qua di riva e chiaramente insomma dovremo lavorare un po' in pendenza, e è una fatica abbastanza fisica, però insomma non è un lungo pezzo, per cui lo facciamo con disinvoltura, soprattutto con questo veramente facciamo in 2 secondi.
vedere che anche con il filo riusciamo a tagliare questo rubino, che insomma è dignificato tutto, però è un diametro che non fa paura al decespugliatore. Se n'è neanche accorto. Abbiamo finito il filo, come sempre succede sul più bello, dovevamo finire gli ultimi metri, ma vabbè, niente, allora ne approfittiamo e vi facciamo vedere anche come cambiamo il filo. Noi adesso stiamo usando il filo del 3, è tondo, non è neanche sfaccettato, ma ci troviamo bene. So che a volte qualcuno usa quello del 4 addirittura, o anche magari quello intrecciato, sfaccettato, che così ha più diciamo aggressività nei confronti dell'erba. Diciamo che noi con questo qua alla fine ci troviamo anche bene, per cui non è un problema. Adesso noi andiamo a sostituire insomma il filo, a mettere il filo nuovo, più o meno cerchiamo la metà, e si va ad arrotolare sopra questo, diciamo, rocchetto, in modo tale che si prepari già il filo, e poi quando si diventa troppo corto, si esaurisce il pezzetto, diciamo il baffo che gira e taglia l'erba, basta dare un colpetto per terra che il filo si allunghi e torni a essere operativo bene il decespugliatore con ottime prestazioni. Diciamo che con un filo bello, cioè della lunghezza giusta, fuori con una lunghezza giusta, veramente si lavora, che è una meraviglia. Ecco, una volta aver infilato tutto il filo, andiamo a inserirlo nell'apposito spazio e andiamo a far uscire appunto la bavetta di filo da queste diciamo questi blocchi, da queste fessure, e così si fissa, e poi non ci resta che inserirlo qua attaccato al decespugliatore, che ha un fermo, un blocco. Ecco, non fa clac, è inserito. E questo è il sistema che dicevamo prima, che insomma ormai c'hanno dei decespugliatori che basta battere sul suolo e esce di più questo filo. Allora abbiamo finito la prima scarpata, che parto sempre da questa, che è quella un po' più ripida, che quando si è un po' più freschi si fa meno fatica. Adesso mi manca la banca lì sopra e poi da dare un passaggio qua in mezzo. Diciamo che in un'oretta qua al massimo facciamo tutto, dai. Ecco, il risultato finale chiaramente è l'erba più bassa rispetto a prima, rimane chiaramente tutti diciamo, i rimasugli, insomma, dei tagli, perché chiaramente il decespugliatore non va a spezzettarli ma va a tagliare sotto. Se noi insistessimo ancora, chiaramente questi vanno poi sminuzzati, ma a noi non interessa, e in questo modo riusciamo a gestire le nostre scarpate in modo abbastanza fattibile. Allora adesso andiamo a cambiare la testina, quindi tiriamo via la bobina con il filo e mettiamo la lama, che così andiamo a vedere come si comporta quando ci sono un po' degli arbusti piccoli, delle piccole componenti lignificate.
Ecco, per installare la lama, noi in questo caso usiamo questa lama, poi ne abbiamo in dotazione un'altra leggermente diversa, comunque poco cambia. Dobbiamo andare a togliere la bobina con una chiave che è un fermo, in modo tale che blocchiamo la bobina che gira e la riusciamo a svitare. Poi inseriremo la lama, metteremo questo fermo qua esterno e poi chiuderemo il tutto con questo dado. Ecco, prima di tutto dobbiamo andare a intercettare dove questo foro su questa plastica, su questo metallo insomma esterno si combacia con un foro interno, in modo tale da inserire questa chiavetta che faccia da perno, da blocco. Vedete, non si muove più la bobina. Una volta aver bloccato la bobina, andiamo a svitarla, vedete, tenendo fermo con la chiavetta, molto facile, molto pratico, ci si mette 2 secondi, si svita e la si mette da parte perché al momento non ci serve più. Ecco, quello che rimane è questo perno vitato, quindi filettato, al quale appunto applicheremo la lama e poi il fermo e il dado. Ecco, inseriamo allora la lama in questo modo e deve andare a combaciare con il foro, in modo tale che resti bella bloccata. Ecco, allora una volta posizionata la lama al suo posto, inseriamo sempre la chiavetta nei 2 fori, in modo tale che si blocca il sistema che gira, applichiamo il fermo in questo modo e andiamo ad avvitare il dado. Il dado si avvita al contrario, se non mi ricordo male. Adesso controlliamo, sì, ecco, si è preso. Tiriamo via qua, si avvita al contrario. Ecco, è molto importante ricordarsi, insomma, se si usa spesso la lama, di andare a controllare, accertarsi che questo dado sia ben tirato, in modo tale che si lavori in sicurezza senza rischi. Ci vuole un attimo, quindi non serve chissà che cosa. Ecco, una volta aver tensionato bene il tutto, di fatto siamo pronti a partire. Bene, adesso siamo pronti, abbiamo acceso anche il decespugliatore e vediamo come si comporta la lama con i piccoli arbusti. Ecco, adesso abbiamo cambiato la tipologia di lama, quindi passiamo da questa che ha 3 denti molto pronunciati, 3 lame di fatto, a una che è quasi un quadrato, come vedete, che ha delle lame sugli angoli, e proviamo a vedere se ci sono differenze oppure più o meno è uguale all'altra. Ovviamente il montaggio è uguale, per cui ve lo abbiamo risparmiato. Adesso l'abbiamo provata dove c'erano dei piccoli arbusti e volevo farvi vedere l'effetto che fa una lama di ferro sull'erba, cioè che proprio la taglia e la stende. Già il decespugliatore ha quella tendenza di tagliare sotto e stenderla, però il decespugliatore con la bobina, parlo della bobina del filo, quindi quella classica, girando molto velocemente, avendo i fili abbastanza lunghi, riesce anche a sminuzzare, mentre la lama proprio taglia e stende al massimo, quindi fa un taglio molto più netto e dopo stende lo stelo. Adesso ve lo volevo far vedere proprio sull'erba, non è appropriato come utilizzo, è meglio il filo in questo caso, però volevo farvi vedere l'effetto.
Ecco, vedete, questo è un po' l'effetto che si crea, cioè resta lo stelo lungo, intero, intatto, e viene semplicemente tagliato in modo netto, qua alla base veramente in modo super netto, e casca, mentre appunto con lo spago, con il filo, questo stelo sì sarebbe steso, ma con la velocità di rotazione del filo sicuramente avrebbe avuto qualche sminuzzatura in più, e per cui ecco, mi piaceva farvi vedere un po' le differenze. Ecco, come potete vedere abbiamo fatto una buona pulizia. Per fare un lavoro perfetto si potrebbe andare anche un po' più bassi, ma a noi basta anche questo, non è un grosso problema. Era solo per farvi vedere insomma come lavora il disco. Abbiamo abbattuto degli arbusti anche alti, so, 1,5 metri, 1,70 m più o meno, con anche dei diametri, ecco, come per esempio questo, insomma qualche, non so, 1 centimetro, 1,5 centimetri di diametro, e sono ben lignificati. Per cui diciamo che con la lama veramente non si ha paura di niente. Chiaramente è un modo diverso di lavorare, però se si ha una situazione del genere dove c'è appunto dei piccoli arbusti, c'è del legno, con la lama si lavora veramente bene. Poi con la lama si può dire anche che partono meno residui di erba e quant'altro, probabilmente partono anche meno sassi, quindi si ha meno quell'effetto che fa a volte il decespugliatore pim pum pam, che parte un po' di tutto, e di conseguenza ci si sporca anche meno, perché col decespugliatore e il filo si arriva a sera che praticamente si è verdi. In questo modo, dato che fa un taglio netto, estende e non smaciulla e non fa partire materiale, sicuramente è un lavoro più pulito. Chiaro, sull'erba il filo è il migliore, perché si fa molto più lavoro, anche perché ha un diametro di lavoro maggiore, mentre il diametro dei dischi è inferiore, insomma. Adesso andiamo a fare col decespugliatore la pulizia sotto gli olivi del pezzettino che abbiamo di olivi sotto, vicino alla strada, che se vi ricordate vi abbiamo fatto vedere che abbiamo trinciato con il trincia, e dopo dicevamo per fare una pulizia più completa dovremmo venire con il decespugliatore, e adesso è arrivato il momento giusto, e quindi adesso andiamo a fare un po' di pulizia in modo tale da finire il lavoro. Adesso è ben evidente dove siamo arrivati a tagliare con il trincia e il trattore, e qui abbiamo ottenuto pulito. Qua chiaramente non possiamo arrivarci e usiamo il decespugliatore, per cui si vede bene la differenza tra dove abbiamo già fatto la pulizia e dove adesso dobbiamo lavorare. Bene, allora per oggi pomeriggio abbiamo fatto una bella pulizia anche qua, siamo contenti. Adesso sono pronti anche per la fioritura, che ormai si stanno preparando anche gli olivi, perché se vedete iniziano ad avere qualche abbozzo di fioritura. Grazie di essere stati con noi, ci vediamo al prossimo video.